Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo video. A sto giro cerco di spiegarvi un po' come preparare l'impasto per la pizza napoletana cotta con il rock box, con il forno a legna o a gas rock box che conoscete bene dai miei altri video e utilizzabile anche con il metodo combo. Un impasto a 24 ore, quindi lo prepariamo adesso per poi mangiarlo domani e per preparare le pizze domani ed è un impasto che preparerò con lievito madre. Si può fare anche utilizzando lievito normale, sia disidratato, diciamo quello secco sostanzialmente, che il lievito fresco. Poi vi darò le dosi. Meglio cominciare. Un riassunto per chi parla inglese. Hi everybody, uh, this is my new video where I explain how to make the dough for Napolitan pizza, specifically made for Rockbox oven. So it's 24-hour raised dough. It's quite good. So let's check. Allora, cominciamo con l'acqua. Let's start with water. È un impasto al 63% di idratazione, che significa 630 grammi di acqua. Prima però di aggiungere l'acqua, volevo aggiungere l'olio. In questo caso vanno messi circa 13 grammi. Ok, so let's add oil first. It's just 13 grams, roughly. Ok. Ok, 14, fine. 14. E aggiungiamo l'acqua. Vediamo se la temperatura è giusta. Ok, I'm checking the temperature. It should be around 25 degrees. Dovrebbe essere intorno ai 25 gradi. Ci siamo. 25, 26. Ok, adesso aggiungiamo quello che manca per fare 630 grammi. So now I'm adding some water, and water and oil has to be 630 grams because of the 63% water, So let's add, aggiungiamo. Ok. Oh, perfetto. Ok. Ora aggiungiamo il lievito. I'm using some sourdough starter instead of normal yeast. But basically it's like using a normal yeast, regular yeast, fresh. Ok, in questo caso, dato che la temperatura è di circa 20 gradi qui a casa, avrò bisogno di 80 grammi di lievito madre. Ok, assuming a 20 degrees temperature here, I need roughly 80 grams of yeast. So let's add 40, siamo a 40. Edmond, vedi che mi seguono, Ho una bella base di utenti che parlano inglese, non necessariamente inglesi, Ok, just a little bit more. Aggiungiamone giusto un altro po'. Perfetto. Ok. Aggiungi. Ok. Hi Amy. How are you? So, ok. Let's start mixing. Ok, cominciamo a sciogliere il lievito e a farlo diventare un tutt'uno con l'acqua. Vedete? Quindi, sempre nel mio caso, sempre prima l'acqua con l'olio e poi il lievito, ok? So, add water first, then oil, and then yeast. Ok. Vedete? Ok.
Edmond, vedi che ci sono persone che parlano inglese? Edmond, sì, there are English speakers. Ok, ora direi di aggiungere la farina. Let's add flour. Ora è qui che, anzi, facciamo una cosa. Ok, aggiungiamo un po' così. Ok. Il segreto per creare una buona maglia glutinica e quindi una buona pizza è quello di aggiungere ovviamente la farina spolverandola, ma aggiungerla fino a quando se ne è messa a metà. Ok, so one of the secrets is basically adding flour, just the half flour. So I'm using 1 kilo. Stop when you added 500 grams and work hard as I'm going to show you. So aggiungete, 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 salt, add, ok. This video is basically to explain how to do it without any, mixer, bread machine, knead machine. Because many people ask, how can I make it without any machine? Questo video, insomma, è dedicato a coloro che non hanno impastatrici, mixer, macchine per il pane. Molte persone se mi chiedono come posso fare il video, come posso fare l'impasto, non ho la macchina. In realtà vi basta un contenitore grande, una pentola, quello che volete. Ok? Vedete? È cremoso. Look at this. It's very creamy. Ok? So, add, aggiungete, aggiungete e continuate a impastare. La farina fa molto, la farina è molto importante, soprattutto per impasti da 24 ore, ok? Dovete usare una farina forte o mediamente forte. Io uso una farina, questa è irlandese, sono in Irlanda, ha circa 12 grammi di proteine. Quindi è una farina che può reggere tranquillamente le 24 ore, mi sono sempre trovato bene. Farine più deboli, quindi quelle da 10 grammi, ecco, sono ok per impasti da magari 12 ore, 16 proprio. Ok, ok, vedete? Oh, thank you. Ok, ora vedete qui, questo è importante, vedete com'è? Ho aggiunto quasi la metà della farina. Look at this. Half flour added, and the dough looks like this. Basically it's liquid, liquidish. It's creamy, and now you have to work hard. E ora ragazzi bisogna lavorare duramente per mescolare il tutto. Questa secondo me è la parte più importante dell'impasto, perché è qui che si decide tutto ed è qui che poi l'impasto diventerà morbido, diventerà elastico, ma non troppo, in questa fase. Quindi è qui che dovete mescolare bene, non devono esserci grumi e deve essere così. Ho aggiunto, Mattia,
ho aggiunto soltanto l'olio, il sale lo sto per aggiungere adesso. Ok, vedete? Ok, now we can add salt. Adesso possiamo aggiungere il sale. Anzi, prendiamo una bilancia. Bisogna aggiungere 32 grammi di sale. Ok, now we need to add 32 grams of salt. In the meantime, it's good to mix. Nel frattempo, comunque, è cosa buona e giusta continuare a mescolare. Ok, ci metto un po'. Ok, 26, 27, 28. Ok, ci siamo. 32 grams, 32 grammi. No, lo zucchero no, a sto giro no. Lo zucchero lo aggiungo soprattutto per il metodo combo. In questo caso non c'è bisogno perché le farò nel rock box, quindi non ho bisogno di dare ancora di più una spinta. No sugar this time, you know? Salt, soltanto sale, ok? Ok, lo aggiungo in questo modo e giro. Vedete che già cambia? Guardate. Let's see how it looks like. It's changing now. Questo aiuta la maglia glutinica. Senza il sale non si fa niente. No salt, no result. Ok, adesso girate ancora con forza. So, now mix this way. Don't stop. Ancora. Vedete le bolle? You see the bubbles? It's a good thing. È una cosa buona. Ok, adesso aggiungiamo il resto della farina. So, let's add the remaining 500 grams. Okay, in the meantime, turn, mix. Nel frattempo giriamo, aggiungiamo. A quanti minuti di live siamo? Qualcuno mi aggiorna per favore? Devo cercare di farlo il più velocemente possibile. Ok, ancora raccogliamo, collect the dough around that. 14 minuti, wow, il tempo passa, veloci veloci. Ok, ok, this way. Fate così. Poi dopo vi farò vedere, bisognerà coprire con un panno bagnato, uno strofinaccio. Oh oh, non mi ricordo in inglese come si dica strofinaccio.
questo video lo inserirei nel canale. Sì, se non succede nulla di strano, perché sono stato sempre un po' sfortunato negli altri live. Ho bruciato pizze, le ho bucate, il live che andava a scatti. Sì, lo aggiungerò. L'unica cosa è che non coprirà tutto, perché adesso faremo riposare l'impasto e lì poi finirà il video, quindi vi spiegherò come proseguire. Ok? So, see, it's taking, there is a shape now, Vedete, sta raggiungendo una certa forma. Ok. Che farina ho usato? Ho usato questa farina irlandese, Odlums. È una farina forte, buona, discreta. Ovviamente ci sono altre farine che trovate in Italia, più specifiche. Ce ne sono tante, la Caputo, c'è la Loconte, l'Eurospin, quella dell'Eurospin, ce ne sono tante. La Garofalo, quando ero in Italia usavo spesso la Garofalo, mi trovavo abbastanza bene. Ne ho un po' che ho portato dall'Italia, che poi vorrei provare, magari possiamo fare delle recensioni e vedere come si impasta. No, è tipo zero. Sorry, English speaker friends, just answering to questions. No, è una farina, dovrebbe essere tipo 00, anche se qui non esiste questo, non esistono queste categorie, però è qualcosa a metà tra 00 e 1. Ok, so this is almost ready, almost. Ok, so let's take from here, quasi pronto, lo prendiamo da qui e proseguiamo sulla spianatoia, sul tavolo di lavoro, dove volete voi, ok? Ok, ora fate come faccio io, pigiate, so. Ok. Una curiosità, sai fare anche la pinza? Non l'ho mai provato a fare. So fare diverse cose che ho imparato a un corso di pizzeria, ma non questo. Ok, allora vediamo un po'. Ok. Mhm. Cosa sto facendo? Ok. Il bello della diretta, ragazzi. Sto vedendo se ci sono dei pezzi. Ok. Allora, proseguiamo. Ok, allora, dovrebbe essere ok. Ok, proseguiamo. In questo modo. Allora, ha una buona consistenza, ma secondo me è ancora umido ed è rimasta ancora farina. It's quite good, but I think we can add more flour, you know. Ok.
la farina dell'Eurospin dovrebbe essere quella a marchio Eurospin. Questo, diciamo, il modo per maltrattare la pizza, l'impasto. Ok, so now let's push this way and then cover. Let's push and cover. Let's push and cover. Quindi premete e coprite. In questo modo aggiungerete l'ossigeno. Ok, so push and cover in order to add more oxygen. Okay, and then this would be easier adding more flour. E questo chiaramente vi aiuta ad aggiungere più farina. Ci sono domande? Any questions? Ok, so mi aggiornate sui minuti di diretta per favore, abbiamo quasi finito. Dai, facciamo ancora 3 minuti. Allora, il consiglio che vi posso dare è: fidatevi sempre delle vostre mani, delle vostre dita, perché se pensate che l'impasto non necessiti più altra farina perché già ha una bella consistenza, non la aggiungete, anche se era 1 chilo, ok? So trust your hands. If you feel there's no need of more flour, even if you didn't add the full 1 kilo, don't do it. Because it's about humidity, it's about the flour itself, perché può dipendere dall'umidità, può dipendere dalla farina, può dipendere da diversi fattori, magari dal lievito madre. Ad esempio, io adesso mi fermerei proprio perché secondo me ha una buona consistenza. Vedete? Idratazione 63% su chiaramente 1 chilo. Anche se a conti fatti è un pochino in più perché ho lasciato della farina fuori. Ok, ora questa è la prima fase. Adesso l'impasto, diciamo, va incordato. Questo in inglese proprio. This is the last step and you have to make a big ball. Ok, va incordato per renderlo più teso, ok?
mettete qui, panno bagnato, towel, humid towel, e lo poggiate qui su e lo lasciate riposare mezz'ora. Quindi non vi sollazzerò con canti e danze per i prossimi 30 minuti, vi dovete fidare. Al massimo facciamo un altro live per farvi vedere che cosa è successo, e niente, vi farò vedere che poi diventerà molto molto liscio e molto bello al tatto. Ok, ultime domande? No, ok. Grazie mille per avermi seguito. Questo primo live apparentemente senza problemi, tranne residui di altre lavorazioni che ho trovato nell'impasto che ho dovuto togliere. A parte questo, vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo al prossimo live. Ciao! Thank you so much.